prima di fare poi ovviamente i saluti istituzionali e i ringraziamenti che sono veramente sentiti. Però la cosa che mi colpì proprio ieri, ne ho parlato con i musicisti, e durante le prove ho sentito la Sinfonia delle Alpi di Strauss, ho sentito Das Night Gold, cioè l'oro terreno di Wagner, ho sentito un po' di Tannhäuser, ho chiesto al maestro Angelo Donaccosso, che è il primo che ringrazio, per questa grandiosa veramente iniziativa dal punto di vista anche didattica. Sono straordinari studenti che oggi si cimentano in partiture con questi arrangiamenti che loro stessi hanno fatto, cioè questi sono musicisti. Io vorrei proprio un applauso perché sono dei musicisti. Alcuni di loro hanno già una carriera e stanno affrontando palcoscenici importanti con una tensione che è giusta, però credetemi, è una riflessione che volevo condividere con voi, è una cosa straordinaria. E ho detto al maestro, dico, ma c'ho un programma, ma l'inizio di Nuovo Cinema Paradiso non è così. E dice sì, è così una riflessione che questi musicisti, con i loro arrangiamenti, hanno voluto dare a questo pubblico, tra l'altro numerosissimo, straordinario. È una ripresa veramente da Sverana, è la seconda volta che vengo anche dal maestro Patanè, di cui parlerò alla fine. E quindi sono contento che ho trovato una realtà che conoscevo in parte e poi ho trovato anche la disponibilità di Bruno D'Amico, direttore maestro del coro. Io mi ricordo la roba, ecco, Bruna, che facciamo? Ha detto, beh, adesso vediamo un po' cosa facciamo. E volevo ringraziare Salvatore Resca che è qui in pubblico. E lì, sono qui, ciao! Avete unito questa straordinaria realtà di questa sera che è nata, nasce, non vi voglio rubare del tempo, però credetemi, ho chiesto io di voler parlare proprio per esprimere questa gratitudine alla musica che loro stanno stasera, diciamo, creando insieme a noi. E come non ringraziare uno straordinario service. Guardate, quello che voi state vedendo qui non è una cosa che si vede spesso, cioè questi microfoni sono microfoni di altissima qualità. Noi adesso faremo una registrazione, un post montaggio, e rimarrà di questa serata una realtà, rimarrà un documento che potrà poi essere utilizzato dai ragazzi, dal coro, da chi vuole poi riprodurre. E questo grazie a loro, e un applauso avete sentito perché sono dei professionisti straordinari, li ho conosciuti a Palermo, e con loro abbiamo fatto 9 produzioni straordinarie, 9 produzioni durante la pandemia. Ecco, Magie Barocche, un po' per fortuna, un po' perché magari qualcuno è del mestiere, non abbiamo, diciamo, sbagliato un colpo. L'anno scorso abbiamo fatto tutti i concerti programmati, li avevamo programmati a settembre e ottobre, e poi è ritornato, e così anche, diciamo, quest'anno. E comincio i ringraziamenti. Grazie appunto anche all'amministrazione comunale, che voglio ringraziare, soprattutto anche alla conferenza stampa. E devo dire, Mettere in Scena è qualcosa è una realtà a cui noi adesso abbiamo anche il piacere e l'onore di partecipare, e spero che non sia diciamo, l'ultima delle nostre con questi progetti. Ecco, noi non facciamo i concerti, diceva un grande sovrintendente Badini nella Scala, dicevo sempre, l'importante non è fare i concerti si fanno, i progetti non ci sono. Questo è un progetto, e vorrei nuovamente un altro applauso per il progetto, per l'idea, e poi mettiamo anche le cose provvisionali, non ve le ricordo di qua, sono stato a Teatro alla Scala di Milano e ha varcato i palcoscenici
importanti. Hai suonato proprio Strauss, credo, con Gardiner, e quindi diciamo ci legano, a parte diciamo essere colleghi, ma ci lega tanta bella musica e tante chiacchierate, e poi dalla chiacchierate nasce tutto ciò. Io ti volevo ringraziare, che l'ho fatto, ma perché hai formato un gruppo di uomini e di donne che lavorano con te, ma che credono in un progetto. Permettetemi anche un applauso ai percussionisti. Ho ritrovato il Zito 1 e il Zito 2. Sono una certezza, perché quando si è veramente all'altezza della situazione le prove sono scivolate. Io ho avuto rubacchiato qua e là, nascondendomi, è la cosa più bella che un musicista può fare. E adesso, dicevano i latini, Luci Secondo, ma non Usco a De Mala, Claudio Patanè. Allora, no, stai qua, non fuggire. No, tra me e Angelo, vieni qua, al centro e poi finisco. Non mi voglio dilungare molto la conoscete tutti, tra l'altro è una vostra concittadina ormai palcoscenici, non possiamo dire internazionali, ed è vero. Ha fatto delle esperienze a Roma importantissime all'interno del Conservatorio Santa Cecilia, che l'ha vista veramente brillante, ma non solo brillante, ma operativa. Io ricordo la stagione del Liceo con Barbareschi, cioè tutta musica nuova, composizioni contemporanee, al Teatro Massimo di Palermo, con una straordinaria Galatea Ranzi. Abbiamo fatto dei progetti, ecco, progetti, ritorniamo ai progetti. E Claudia, anche lei, non se l'è fatta dire 2 volte, Angelo l'ha sollecitato, non c'è bisogno, tra un aereo e un altro, visto che ormai ha ripreso la tua attività. Io non volevo spiegare a voi chi è Claudio Patanè, ma volevo che tutti noi insieme facessimo degli in bocca al lupo a Claudio, perché tra poco sarà, posso dire, sarà ad Erfurt, 14 repliche, lo spettacolo di musica contemporanea, sold out dal primo giorno che è uscito, quindi siamo tutti orgogliosi di essere concittadini siciliani e qualche volta anche meritatamente orgogliosi. Io tra poco tradisco l'emozione, ma finisco dicendo che stavo dietro a guardare i musicisti e ho detto: ma qui questa cosa come funziona? State facendo? A un certo punto ho detto: no, adesso tu ti metti da parte, ti ascolti tutto e poi alla fine ci dici che cosa. E a me è piaciuto tantissimo, l'idea. Grazie Salvatore, grazie Bruna, grazie Angelo, grazie a tutti e grazie Claudia di cuore.